Riprendiamo la seconda parte di Buongiorno Taranto con la nostra rubrica che è del giovedì ma spostata a venerdì per questa 2 giorni natalizia. Parliamo di legalità come ogni settimana, in studio con l'avvocato Lorenzo Jacobi. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno ai radioascoltatori. Ben trovato Lorenzo. Di che cosa parliamo questa settimana? Noi ci siamo sentiti e vogliamo partire da un evento. Partiamo da un evento che si terrà questa sera, molto importante, che coniuga spettacolo e solidarietà, ma andiamo anche nello specifico e prendiamo spunto da questo evento per parlare poi anche di argomentazioni molto grandi, ecco, specialmente in questo periodo. Avvocato. Sì, questa sera ci sarà un grande evento, una bella iniziativa benefica al Teatro Fusco. Ci sarà un concerto in beneficenza, un concerto dell'artista Daniele Russo, uno spettacolo si chiama Io e il mare, e oltre a godere di un bello spettacolo, diciamo che la finalità di questa manifestazione è quella appunto benefica, quella di donare l'intero incasso, in aggiunta poi anche a delle donazioni libere che si stanno seguendo in questi giorni, sì, all'Associazione Bambino Talassemico di Taranto, per l'acquisto di un minibus che servirà appunto per trasportare soprattutto i bambini di quelle famiglie disagiate, che non hanno la possibilità di accompagnare i loro figli durante il trattamento certo, terapeutico trasfusionale. Quindi un evento molto importante, molto sentito, e ci stiamo adoperando tutti. Io anche come associazione Centro Studi Famiglia ci siamo adoperati per cercare di raccogliere quanti più soldi possibili per poter realizzare questo obiettivo, che presumibilmente, ecco, ho il piacere di dire che presumibilmente si realizzerà, però manca ancora poco, però ecco, ci stiamo arrivando, ecco. Quindi facciamo un bel appello perché questa sera al Teatro Fusco di Taranto, il teatro comunale, c'è questo spettacolo Io e il mare con Daniele Russo, ma non soltanto, perché ci sono tanti altri musicisti tarantini, professionisti tarantini, che daranno il loro contributo per questa causa nobile, perché ecco, si parla proprio di difficoltà economiche, anche semplicemente nello spostamento da casa alle strutture sanitarie per queste terapie, e questo anche è un argomento da sviluppare, avvocato, proprio le difficoltà economiche che purtroppo a volte causano anche separazione tra genitori, o comunque difficoltà a livello sociale, non soltanto economico. Gli aspetti economici influiscono notevolmente all'interno del menage familiare e spesso poi diventano anche causa di conflitto. Purtroppo lo Stato non viene incontro a queste situazioni di disagio, perché poi spiace, ecco, dover organizzare delle collette tra privati cittadini, certo, per poter sopperire a quelle che sono delle gravi mancanze da parte dello Stato, perché poi alla fine si tratta di sollevare un po' dei disagi di una famiglia che ad esempio è impossibilitata ad accompagnare il proprio figlio presso una struttura sanitaria per fargli eseguire dei trattamenti terapeutici. Quindi dover dei privati cittadini organizzare queste, così chiamiamole, collette, spiace, però bisogna rimboccarsi le maniche, far di necessità virtù, e quindi ci si trova a fronteggiare queste situazioni chiedendo l'aiuto del privato. Fortunatamente il privato risponde, ne approfitto anche per ringraziare oltre che la comunità ionica, che sta rispondendo molto bene, ma sì, stanno arrivando anche delle offerte, delle donazioni un po' da tutta Italia. Ecco, questo è bello, fa piacere, però deve far riflettere. Assolutamente sì, anche perché si parla tanto di welfare, di sostegno, però esatto, quando c'è da farlo in maniera concreta gli slogan devono essere un po' messi da parte. Esatto, devono un po' messi da parte, perché
come dire, a far visite, passerelle, eccetera, sono bravi tutti, però poi bisogna entrare nel concreto. I problemi del quotidiano ci sono, nell'ambito familiare soprattutto, ci sono davvero delle situazioni particolarmente disagiate. Ecco, lo Stato dovrebbe intervenire in maniera concreta. A volte le leggi ci sono anche a tutela delle famiglie, diciamo così, più disagiate, però poi mancano gli strumenti per metterle in pratica, e quindi alla fine si ritorna punti a capo. Si parlava prima del sostegno che dovrebbe dare lo Stato nei confronti di famiglie disagiate. Spesso assistiamo a un fenomeno che sta creando in realtà gravi disagi non tanto alle famiglie quanto ai bambini, ai minori, perché certo, noi assistiamo a questo fenomeno del business delle case famiglie, come così viene giustamente anche catalogato, cioè tutte situazioni nelle quali un bambino che vive all'interno di una famiglia disagiata viene tolto da questa famiglia per essere messo all'interno di strutture d'accoglienza, che poi altro non sono che delle istituzioni gestite da privati, certo, che poi percepiscono dei sovvenzionamenti da parte degli enti pubblici, quindi lo Stato attraverso la regione, la provincia o il comune. E quindi come interviene lo Stato in queste situazioni? Invece di dare un supporto anche di natura economica, un sostegno economico a queste famiglie disagiate, interviene prelevando i loro figli e importandoli in strutture. Operazione questa che porta nelle casse di queste strutture delle ingenti somme, perché parliamo di 100-150 euro a bambino al giorno. È una cifra notevole, e quindi basta farsi un attimo due calcoli per rendersi conto come lo Stato potrebbe forse impiegare meglio queste risorse, però dando una mano a queste famiglie in difficoltà, perché il più delle volte non ricorrono neanche i presupposti perché un bambino venga strappato alla famiglia. Insomma, come può intervenire il tuo ruolo e la tua categoria in casi del genere? Ci sono famiglie che si rivolgono al legale per cercare di trattenere ovviamente i propri figli a casa? Beh sì, è chiaro che la legge è molto chiara sul punto, perché si parla di estrema ratio, cioè quando proprio non ci sono più i presupposti perché certo, si possa trovare un sistema alternativo, allora il bambino viene messo in protezione all'interno di un istituto. Però ecco, si parla di estrema ratio, questo è la legge. Poi purtroppo nella pratica ciò non avviene e purtroppo assistiamo a moltissimi casi in cui invece il bambino viene allontanato dalle loro famiglie, tra virgolette, ritenute indigenti, in maniera un po' troppo approssimativa. Quindi poi le famiglie si rivolgono ovviamente agli studi per cercare di mettere un riparo a questa situazione e far sì che i propri figli ritornino da loro. È da parecchio tempo che, diciamo così, è al vaglio anche del legislatore una proposta di legge di riforma un po' di questo sistema, che dia maggiori controlli a tutti coloro i quali hanno questo potere di togliere i bambini alle loro famiglie. Quindi, anche perché purtroppo il livello economico generale è sostanzialmente basso, il tenore di vita non permette non grandi acquisti o che altro, però in generale forse la povertà sta aumentando e quindi il rischio è più elevato. Il livello di povertà sta aumentando, le situazioni di disagio purtroppo ci sono e si registrano sempre in maniera più frequente, quindi bisognerebbe un po' cambiare tutta la politica di intervento dello Stato. Certo. Noi ci ritroviamo poi a gestire delle situazioni che sono già accadute e quindi diventa come dire molto molto doloroso anche per le famiglie dover
rivolgersi a un avvocato perché un figlio è stato loro tolto, ripeto, non per questioni inerenti a episodi di violenza, maltrattamenti eccetera, ma semplicemente per il fatto che non riescono ad arrivare a fine mese. Questo è molto triste. Assolutamente. Noi siamo in chiusura per questa rubrica e ti chiedo, Lorenzo, chi volesse avere un parere, un consiglio o una consulenza su questi argomenti, come deve fare per contattarti? Noi al di là del parere professionale eccetera che si può richiedere contattando le mie pagine o andando sul sito della mia pagina professionale, però al di là di questo, essendo anche presidente di un'associazione che si chiama Centro Studi Famiglia, che raccoglie un po' anche quelle che sono le denunce e i disagi delle famiglie italiane, perché poi noi da lì operiamo anche delle ricerche, no? Degli approfondimenti e degli studi, quindi possono rivolgersi tranquillamente anche all'associazione, perché fungiamo anche un po' da sportello per quelli che sono i disagi, e cerchiamo anche lì di dare dei consigli per cercare anche, da un punto di vista, come dire, burocratico, per cercare di ottenere delle agevolazioni per avere degli aiuti e dei sussidi in situazioni abbastanza disagiate. Quindi Centro Studi Famiglia, oppure si possono tranquillamente sulle pagine si possono contattare Lorenzo Jacobi. Sì, sulle mie pagine Facebook, tutti gli altri social network sempre attivi. Mi trovano presente. Grazie all'avvocato Lorenzo Jacobi per essere stato con noi. Ci vediamo la settimana prossima con altri argomenti all'interno della nostra rubrica La legalità in diretta, sempre con Lorenzo Jacobi, sempre qui a Buongiorno Taranto. Buon anno a tutti. Buon anno, buon 2020.